gloria al Signore, siamo arrivati alla parte centrale del culto, vero? La parola del Signore. Dobbiamo aprire la Bibbia in Matteo capitolo 16, leggiamo dal verso 21 fino al verso 28. Matteo capitolo 16, dal verso 21 fino al verso 28. Alleluia, Dio benedica la sua parola e la benedica nei nostri cuori. Amen. Amen. Il Signore sia lodato. Amen. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, poi perde l'anima sua? Alleluia. O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Gesù annuncia la sua morte e la sua resurrezione. Gesù ha dato degli insegnamenti, ha fatto tanti miracoli, ma ad un certo punto del suo ministero lui ritiene opportuno parlare apertamente di quello che doveva avvenire. E gloria a Dio perché il Signore ci parla sempre apertamente. Non è parlare del Signore, non è un parlare incomprensibile, è comprensibile. C'è poco da girare e rigirare attorno al testo. La parola di Dio è chiara e se ti dice che devi lasciare il peccato, devi lasciare il peccato. Amen. La parola di Dio è chiara, non ci sono ma né se. Quello che il Signore vuole te lo rivela. Alleluia. Ciò che tu devi sapere, Dio te lo rivela. Amen. E Gesù ha ritenuto opportuno che in quel contesto, in quel momento particolare, i suoi discepoli che lo hanno seguito per tanti anni, per 3 anni, ad un certo momento fossero consapevoli di quello che Gesù doveva fare. Doveva andare a Gerusalemme, doveva essere accusato dai farisei, dagli scribi, doveva patire sofferenze, doveva essere arrestato, doveva morire in croce, ma doveva anche risuscitare. E lo dice apertamente. Uno dei suoi discepoli però ha l'ardire, il coraggio di rimproverare il maestro. Ci vuole coraggio per fare quello che ha fatto Pietro. Rimproverare il maestro. No, Signore, non ti avverrà mai. Non deve accadere questo. Grazie perché è accaduto, noi diciamo, vero? Io posso dire grazie, Signore, perché hai dato la tua vita per me. Amen. Sei andato in croce, sei morto e sei risorto. E anche in questo momento, in questa sera, in chiesa, qui, mentre noi siamo radunati, Lui è in mezzo a noi. Amen. Amen. Quindi grazie, Signore. Ma in quel momento Pietro, anche se seguiva il Signore, non era realmente convertito. Non era consapevole che stava seguendo
non un uomo qualsiasi, non un leader qualsiasi, stava andando dietro al Figlio di Dio, Alleluia. al Salvatore di tutta l'umanità, passata, presente e futura. Amen. E lo rimprovera. Forse era effettivamente anche attaccato al Signore. Aveva forse un sentimento sincero di protezione verso il Signore. Forse era sincero, sì. Però abbiamo letto quello che il Signore dice a Pietro, vero? Gesù viene rimproverato, ma adesso viene rimproverato Pietro. E come lo chiama? Satana. Oh, vai lontano da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Amen? Amen. Perché tu non hai senso delle cose di Dio. Io ti sto rivelando cose alte, gloriose. Ti voglio far partecipe della gloria di Dio, Amen. della mia gloria e della mia eternità. Amen. Ma tu non hai il senso delle cose di Dio. Alleluia. E tante volte come credenti non abbiamo il senso anche noi delle cose di Dio. Perché? Perché non abbiamo fatto una reale esperienza profonda e personale con il Signore Gesù. Gloria a Dio. Una volta, sapete, una volta stava attento, il pastore stava attento a chi chiedeva il battesimo. E gloria a Dio, perché io quell'insegnamento ho ricevuto. Io non vedo un cambiamento, una frequenza ai culti. Tu mi puoi dire io voglio essere battezzato, e io posso dirti nell'amore del Signore aspetta, acquisisci ancora il senso delle cose di Dio. Io non voglio vedere fratelli che si battezzano, sorelle che si battezzano e poi dopo qualche anno se ne vanno via. Io voglio vedere fratelli e sorelle radicati nella Chiesa, Amen. consapevoli che adesso fanno parte della Chiesa del Signore. Alleluia. Amen? Amen. Avere il senso delle cose di Dio, guardare oltre. Non la prima difficoltà, perdersi l'animo. Chiaramente siamo tutti uomini carnali, fatti di carne, però gloria a Dio, in chi abbiamo creduto? Io ho creduto nel Signore. Amen. E so che il Signore è fedele. Amen. So che il Signore provvede, ha provveduto sempre e provvederà ancora. Amen. Alleluia. Dato che si presenta quel contesto, il Signore dà un insegnamento che riguarda il costo, il prezzo di essere discepolo suo. C'è un prezzo da pagare. Non sono soldi. Gesù lo dice chiaramente. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segui. Questo è il prezzo che devi pagare per seguire Gesù. Devi rinunciare a te stesso. Non devi dare valore alla tua vita. Devi perdere la tua vita. All'epoca di Gesù la croce voleva dire morte. Amen? Adesso si dà un senso alla croce come di un peso che bisogna portare, no? Una malattia, qualche problema, è la mia croce, ho una croce. No, non è questa la croce di Cristo. È il tuo bisogno, il tuo problema che devi sopportare, ma lo sopporterai con la forza che Dio ti darà. Amen. Non è quella la croce, non è una persona, una malattia la croce, no. La croce al tempo di Gesù voleva dire morte. Amen? Amen. Il Signore dà un profondo insegnamento per seguirlo, per fare totalmente quello che Lui ci dice di fare, dobbiamo morire. Amen. Amen? Amen. Alleluia.
Solo se la tua vita precedente è morta, sei capace di seguire il Signore incondizionatamente. Quindi la croce vuol dire identificarsi con la morte di Cristo. Amen? Amen. Cristo è andato in croce al posto nostro. Ha preso il mio posto e il tuo posto. Dobbiamo noi identificarci con Cristo, con quella croce che non ci parla più di morte, però ci parla di vita che vince la morte. Amen. Amen? Amen. Cristo ha vinto la morte. Quindi il Signore non vuole che tu muori fisicamente, che tu muori carnalmente. Amen? Amen. Tutta la tua carne deve morire e deve essere crocifissa con Cristo, perché tu possa poi rinascere con Cristo. Amen? Amen. Se ti sei identificato con la morte di Cristo, ti identifichi anche con la risurrezione di Cristo. Amen. Amen. Quindi non sei più tu che vivi, Cristo. ma è Cristo ora che vive in te. Amen. Alleluia. Amen? Amen. Quello che non era accaduto dentro Pietro era questo. Non era ancora morto a se stesso. Non era pronto per prendere la croce. Rifiutava la croce. Perché pensava che Gesù moriva per sempre. E vuol dire che non conosceva veramente chi era Gesù. Ma tu sai chi è Gesù? Eh? Sai chi stai seguendo? Alleluia. 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 Quindi non avere paura della tua vita. Significa anche non preoccuparti per la tua vita. Amen. Parlando dell'ansietà, Gesù dà una grande lezione, vero? Non siate ansiosi come i pagani, perché sono i pagani che si preoccupano di che mangeremo, di che vivremo, di come ci vestiremo, o no? Amen. 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 Cosa fanno gli uccelli? Lavorano? No. Eppure Dio provvede il pasto degli uccelli. Amen. Amen. Alleluia. Guardate i fiori dei campi, nessuno non filano, non fanno niente, sono belli perché Dio li ha voluti così, Amen. belli e già rivestiti. Alleluia. Eh? Tu sei parte del piano di Dio Alleluia. e se Dio ti ha voluto chiamare, amen, Amen. Grazie. se tu hai accettato la chiamata del Signore, Alleluia. tu sei bello già così Amen. Alleluia. Alleluia. e nulla mai ti mancherà, Alleluia. non ti mancherà mai del cibo da mangiare. Grazie Gesù. Perché i leoncelli soffrono penuria e fame, ma nulla viene a mancare Amen. a coloro che amano e temono il Signore. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Tutto questo perché se tu muori carnalmente, se rinunci a te stesso, non ti preoccuperai della tua vita. Avrai un'altra preoccupazione. Sempre la preoccupazione che tu avrai. Seguire Cristo. Amen. Alleluia. Portare avanti l'opera di Cristo. Alleluia. Essere membro dell'esercito di Cristo. Alleluia. Parte del corpo di Cristo. Questo deve essere la nostra preoccupazione. Alleluia. Perché sei morto. Come Paolo potrei dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive ora in me. Amen. Alleluia. Quindi i miei desideri, ciò che desideravo prima di incontrare Gesù, non me ne ricordo più, non so neanche cosa desiderassi prima, perché adesso il Signore mi ha dato tutto nuovo. Ha fatto un'opera meravigliosa. Grazie. E tu sei un'opera meravigliosa. Alleluia. Alleluia. Amen. Se sei qui, se hai accettato Gesù, sei un'opera meravigliosa. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Potrai mai fare a meno di Cristo? Potrai da solo salvare la tua anima? Io ti dico di no. Non solo te lo dico io, ma lo dice la parola di Dio. Amen. Non possiamo essere salvati
senza accettare Gesù nella nostra vita. Amen. Amen. Non c'è salvezza senza Cristo Gesù. Amen? Amen. Alleluia. Molti si affaticano. E stamattina parlavamo a Vittorio Veneto della vanità di tutte le cose, tutto è vanità. Che vanità. Abbiamo letto sull'Ecclesiaste gli ultimi 2 versi, che in pratica è tutta la conclusione di tutto il libro dell'Ecclesiaste. Ecco la conclusione di tutto il discorso. Temere Dio e osservare i suoi comandamenti, questo è tutto dell'uomo. Alleluia. Alleluia. Che gioverà all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Amen? Amen. Alleluia. Gloria al Signore. E Salomone è arrivato a questo discorso, a questa conclusione dopo anni della sua vecchiaia. Aveva iniziato bene con il Signore, aveva ricevuto dal Signore un meraviglioso premio, la saggezza. È riuscito a portare a termine la costruzione del Tempio, fa una preghiera, Dio risponde a quella preghiera, ma poi non ha saputo gestire il grande dono che Dio gli ha fatto. Alleluia. Gloria al Signore. Ora, il dono che Dio ci ha fatto, il dono più grande non è la saggezza, è la salvezza. Amen. Ora, come gestiamo questo dono? Non è perché hai accettato un giorno, tanti anni fa, il Signore nella tua vita, ti sei sentito salvato, lo sei, a prescindere dalle tue scelte, tutto quello che fai, sarai sempre salvato. No, devi gestire questo dono, devi mantenere questo dono, o no? Amen. Devi continuare a camminare su quella via che ti ha portato alla salvezza, sapendo che se sbaglierai, alleluia, il Signore non ti butterà via. Amen. Ma cosa farà il Signore? Ti darà la sua mano Amen. per riportarti di nuovo sulla strada giusta. Amen. Amen. Quindi dobbiamo continuare a camminare Amen. per quella via. Gloria al Signore. Grazie a Dio Pietro cambia. E meno male. O no? Amen. Amen. Questo Pietro è tutt'altro uomo di quello che troviamo invece negli Atti degli Apostoli, no? Alleluia. O quando si riconcilia con il Maestro, Gesù risorto lo va a cercare. C'era qualcosa in sospeso fra lui e Pietro. E siccome a Gesù non piace lasciare le cose in sospeso, vuole risolvere le questioni. O no? Amen. Pietro l'aveva tradito. E ora come la mettiamo? Gesù si presenta al risorto e lo guarda. Simon Pietro, mi ami tu? Ti voglio bene, sì, no? Simon Pietro, mi ami tu? Ti voglio bene, sì, no? Simon Pietro, mi ami tu? Signore, tu sai quanto ti voglio bene, quanto ti amo, tu lo sai. Amen, gloria a Dio. Amen. Bene Pietro, pasci miei. Vedete come il Signore lo ristabilisce di nuovo al suo servizio. Ma questa volta Pietro è diverso. Ha fatto un'esperienza profonda, un'esperienza spirituale. È caduto, sì, ma grazie a Dio si è rialzato. Alleluia. Alleluia, è caduto, è venuto meno, ha rinnegato il Maestro per ben 3 volte, sì. Però è stato anche capace. Quando lo Spirito Santo è sceso, sui fratelli che pregavano, i 120 circa, che erano riuniti nell'alto solaio a pregare, ad aspettare la promessa, è sceso lo Spirito Santo, è stato l'unico in grado di parlare davanti a tutti, è vero? Amen. E tutti quanti si chiedevano, ma perché questi parlano lingue? Sono stranieri e parlano le nostre lingue. Noi medi, certi, come? Parlano la nostra lingua, sono stranieri. È stato l'unico, perché riempito di Spirito Santo ha potuto parlare del miracolo
della risurrezione di Cristo e della grazia di Dio in Cristo Gesù. Alleluia. Lo stesso Pietro. E quel giorno si convertirono, ci dice la scrittura, circa 3.000 persone. Amen? Amen. Ma come? Il Signore dice, vai via Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio. Sì, in quel momento sì, però poi ha rinunciato a se stesso. Ha capito che doveva morire. Quel Gesù che aveva rinnegato era morto per lui lo ha capito. Alleluia. E ha deciso di morire anche lui, Alleluia. di non essere più quel Pietro, ma di essere un Pietro nuovo. Amen? Alleluia. Un Pietro che predica Cristo vivente. Alleluia. Alleluia, un Pietro che dice anche voi come pietre viventi siete edificati per formare un edificio spirituale che sia un culto a Dio. Amen. Alleluia. Alleluia, vedete l'opera di Dio. Alleluia, se noi permettiamo l'opera di Dio nella nostra vita, Dio fa grandi cose. Alleluia. Ma c'è un prezzo da pagare. Non sono soldi che devi uscire, va. Dio non ha bisogno dei tuoi soldi. Alleluia. Non conosco nessuno che sia ricco come Dio. Tutto è suo. Che ne dite? Siete d'accordo? Amen. È Lui che ha fatto tutto, quindi tutto è suo. Alleluia. E Dio ha un erede, che è il suo figlio Gesù. Alleluia. E siccome noi siamo fratelli e sorelle in Cristo Gesù, siamo fratelli di Gesù, Lui è il nostro fratello maggiore, Amen. anche noi siamo ricchi. O no? Ecco come abbiamo cantato e dica il povero sono ricco. Dica il debole sono forte. Tu non sei inutile, sei prezioso agli occhi del Signore. Dio vuole fare di te qualcosa di meraviglioso e vuole usarti per la sua gloria. Amen. Alleluia. Ma prima è necessario che tu paghi un prezzo. Devi rinunciare a te stesso e prendi la croce di Cristo. Amen. Alleluia. Sono stato in Germania in locali di culto che avevano una croce grande. Gloria a Dio. Ma il valore della croce deve essere presente nella vita del credente. Alleluia. Veramente dobbiamo capire cosa vuol dire Gesù ha dato la sua vita per me. Amen. Gesù ha versato il suo sangue per me. Amen. Ha lavato i miei peccati, mi ha perdonato, mi ha ricongiunto, mi ha riunito al Padre. Alleluia, gloria al Signore. Dio ci aiuta a prendere la croce, a rinunciare a noi stessi ogni giorno, a continuare a camminare per la stessa via. Non c'è altra via. Ci sono persone, anche credenti, purtroppo, che sono alla continua ricerca. Cercano la Chiesa perfetta. Qui sulla terra non esiste. Perdonatemi. C'è la Chiesa dove si canta bene, Mamma, gloria a Dio per le chiese dove si canta bene. E le chiese dove non si canta bene? C'è qualcuno che ha il coraggio di dire che non c'è la presenza del Signore? Se qualcuno lo dice, io dico, tu non hai il senso delle cose di Dio. Amen. Perché il centro del culto non è il cantico, ma è la parola di Dio, Amen. Alleluia. accompagnata dalla preghiera. Amen. Questo è il culto. Poi c'è il contorno a me è il cantico. È bello, ci emoziona. A me, gloria a Dio. Saremo bravi, non bravi a cantare. Un giorno faremo parte della corale più bella e maestosa che sia mai esistita. Amen. Alleluia. Che è la corale celeste. Amen. Alleluia. Un giorno sapremo cantare come gli angeli. Ma intanto qui ci sforziamo di fare ogni cosa sinceramente col cuore, Amen. sapendo che Dio apprezzerà il nostro servizio. Amen. Amen? Amen. A Lui sia la lode e la gloria. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Oh.